Benvenuti a Roma, dove ogni angolo racconta una storia millenaria. E oggi esploreremo la vibrante Piazza Re di Roma. Situata nel cuore del quartiere tuscolano, questa piazza è un crocevia di storia, cultura e vita quotidiana romana. La sua creazione risale ai primi anni del XX secolo, come parte di un ambizioso piano urbanistico del 1909 che ridisegnò l'area. Il nome, Piazza Re di Roma, è un omaggio agli antichi re di Roma, un richiamo diretto alla ricca eredità storica della città eterna. Il piano del 1909 non solo diede vita alla piazza, ma modellò anche le strade circostanti in un distintivo schema a stella, visibile ancora oggi. Questa configurazione unica non è solo esteticamente gradevole, ma riflette anche una pianificazione urbana innovativa per l'epoca. Oggi Piazza Re di Roma è molto più di un semplice incrocio. È un vivace fulcro urbano e commerciale, pulsante di attività. Qui si incontrano residenti e visitatori, attratti dai negozi, dai caffè e dall'atmosfera autentica che la piazza offre. È un luogo dove la storia si fonde perfettamente con la modernità, creando un'esperienza romana davvero unica. Una curiosità interessante è che la piazza è un punto di riferimento per il trasporto pubblico, rendendola facilmente accessibile da ogni parte della città. Questo la rende un punto di partenza ideale per esplorare altre gemme nascoste di Roma, o semplicemente per godersi un pomeriggio romano. La piazza è anche un luogo di ritrovo per eventi locali e mercati occasionali, che aggiungono ulteriore fascino alla sua vivacità. Passeggiando per Piazza Re di Roma si può percepire il battito della vita romana, un mix di tradizione e dinamismo contemporaneo. È un esempio perfetto di come Roma riesca a preservare il suo passato glorioso mentre abbraccia il presente con energia. Dalle sue origini nel XX secolo d.C. fino al suo ruolo attuale, Piazza Re di Roma continua a essere un simbolo di Roma. Speriamo che questa esplorazione vi abbia offerto uno sguardo approfondito su questo affascinante angolo della capitale italiana. Se vi è piaciuto questo viaggio virtuale, non dimenticate di iscrivervi al canale per altri contenuti su Roma e le sue meraviglie. Mettete un like al video, scrivete un commento qui sotto con le vostre impressioni o domande e condividete il video con le persone a cui può interessare.